Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Benvenuti a questo nuovo webinar organizzato dallo Studio Legale Ghedini Longo e dalla sua associazione. Questa sera parliamo con un uomo che ha dedicato la sua vita al benessere dei cittadini, fornendo con passione il massimo servizio. Il generale di divisione, comandante della Regione Carabinieri Veneto di Padova, che ha competenze su tutta la regione Veneto. Con noi c'è il generale Fabrizio Parrulli. Buonasera generale. Buonasera avvocato e grazie per questo invito. Grazie a lei di onorarci e veniamo subito alle nostre domande. Generale Parrulli, cos'è successo in Africa e nello specifico in Congo? Quello che è successo ci fa capire che i militari sono impegnati sia in patria e sia all'estero. Ci spieghi cosa è successo e anche quali sono i fronti e quali i fronti su cui voi siete impegnati attualmente. Come ha detto lei, avvocato, l'Arma dei Carabinieri è impegnata non soltanto in Italia ma anche all'estero nella garantire anche la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, nonché la tutela dei rappresentanti diplomatici, come è successo appunto, diceva anche giustamente lei, in Congo, dove il nostro carabiniere Vittorio Iacovacci purtroppo è stato vittima insieme all'ambasciatore Attanasio di questo attentato. L'attività dell'Arma dei Carabinieri all'estero va indietro nel tempo, sin dalla sua istituzione nel 1814. Quest'anno festeggiamo e celebriamo i 207 anni di vita dell'organizzazione. L'Arma dei Carabinieri ha partecipato alle missioni internazionali di pace e ha sempre svolto anche un'attività di anche aiuto e sostegno e di stabilizzazione di quelle aree di crisi, anche mediante l'addestramento e la formazione delle forze di polizia locali, di quei paesi fragili, di quei paesi che avevano bisogno di aiuto e di assistenza e consulenza. L'attività propria invece che svolgono i carabinieri presso il Ministero degli Affari Esteri consente di garantire la sicurezza e la tutela appunto delle rappresentanze diplomatiche e dei loro rappresentanti diplomatici e ambasciatori. Chiarissimo, chiarissimo. Quindi quello che è successo purtroppo è legato ovviamente a tutto ciò che voi compite all'estero, che sono compiti e voi in pratica siete ovunque in pratica a questo punto del mondo, quindi non avete solamente ruoli interni nel nostro paese, siete ovunque e svolgete tutte le vostre mansioni come richiesto in tutti i vari punti dello stato, del mondo, in pratica dove sono ambasciati anche consoli. È vero, dovunque lei va a bussare a una porta di un'ambasciata, chi apre quella porta è un carabiniere. Quindi siamo presenti in tutti i paesi del mondo, là dove c'è una rappresentanza diplomatica o un consolato nei vari paesi in giro per il mondo, o le rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, dove il nostro personale opera per svolgere queste funzioni appunto di sicurezza, ma anche di consulenza e assistenza anche alle strutture diplomatiche nell'esercizio delle funzioni delle organizzazioni internazionali. Siamo quindi un'organizzazione che è presente su tutto il globo, non soltanto in Italia. Chiarissimo. In quell'occasione voi avevate sufficienti risorse per difendervi? È stato un agguato, diciamo, difficilmente governabile e gestibile? Beh, guardi, come avrà visto anche lei, sono in corso delle attività di indagine da parte dei carabinieri del reparto operativo speciale, il ROS di Roma, che insieme alla magistratura italiana sta svolgendo una attenta e approfondita analisi di quanto accaduto in quell'area. Ci sono delle procedure che normalmente vengono rispettate nello svolgimento dei compiti da parte sia dei diplomatici che da parte del nostro personale. Quindi sono convinto che si farà luce e chiarezza su questo episodio triste per il Paese, che ha visto purtroppo un ambasciatore e un carabiniere purtroppo perdere la vita. Volevo richiamare però l'attenzione anche sul fatto che purtroppo in questo periodo, negli ultimi anni, negli ultimi 3 anni, sono più di 11 militari dell'Arma dei Carabinieri che hanno perso la vita e sono anche migliaia le persone che sono rimaste carabinieri, sono rimasti feriti o contusi per In vittime Italia e di all'estero? in Italia essenzialmente, ecco.
vittime appunto di resistenza o aggressioni. Ecco, questo è il tributo che l'Arma dei Carabinieri paga per il suo impegno nella sua diuturna attività a favore dei cittadini, a favore delle comunità. Veramente troppi, purtroppo. Generale Parrulli, posso chiedere qualche altro esempio di emergenza che avete dovuto risolvere durante il Covid? Diciamo anche degli episodi di eroismo, non solo, chiamiamolo anche di buon cuore, come è evidente che da parte dei carabinieri, quindi qualcosa che di particolare che è avvenuto anche in questi ultimi anni, a prescindere anche dal Covid, se le viene in mente qualcosa di particolarmente interessante, sia in Italia che all'estero, visto che lavorate in tutto il mondo. Quello che per lei l'ha anche segnata o comunque la ricorda se lo ricorda particolarmente o anche al quale anche lei ha partecipato, è quello che lei ritiene sia più significativo, che possa rappresentare il forte impegno del Corpo dei Carabinieri. Beh, guarda, sul territorio nazionale in questo periodo abbiamo avuto, purtroppo a seguito anche della pandemia, che ha portato anche delle situazioni di difficoltà proprio personali, dal punto di vista economico, ma anche proprio di equilibrio. Ecco. Ci siamo trovati in alcune occasioni a fronteggiare tentativi da parte delle persone di autolesionismo, anche tentativi di suicidio. E in alcuni casi, ricordo un episodio in particolare dove i carabinieri sono stati veramente bravissimi a intervenire nei confronti di una signora che voleva lanciarsi da un ponte e sono riusciti a intervenire in tempo prima che questa persona mettesse in atto questo insano gesto e siamo riusciti a salvarla. E dal racconto e poi dalla ricostruzione dei fatti era una persona che aveva grossi problemi economici che erano una conseguenza anche della pandemia. All'estero noi, tra l'altro con il nostro personale che svolge funzioni nelle aree di crisi, in particolare anche nei Balcani o nel Medio Oriente, più volte svolgiamo un'attività anche di cooperazione civile militare, quindi una vicinanza nei confronti delle popolazioni civili mediante la distribuzione, ecco, anche di generi alimentari, ma soprattutto, ecco, ricordo con piacere quello che abbiamo fatto sia in Kosovo che in Bosnia, quando siamo stati nelle scuole di bambini per distribuire dei giocattoli o anche dei semplici piccoli doni che dall'Italia sono stati inviati dai nostri carabinieri o da altre organizzazioni per sostenere, quindi per poter essere vicini a chi ha di meno e chi non ha la fortuna e che invece ha chi vive in questa parte e quindi qui in Italia. Ecco, sono delle bellissime manifestazioni e devo dire la verità, sono molto frequenti, accadono abbastanza spesso e quindi siamo veramente molto contenti e orgogliosi di poter aiutare anche i cittadini di altri paesi, soprattutto quelli che hanno veramente seri problemi con queste anche attività. Fa molto piacere e vi fa sempre molto onore. In generale, poco fa ci ha accennato un argomento fondamentale per tutti noi, per la nostra libertà. I vaccini, tanto attesi. Lei ha detto che essenzialmente potete, fornirete le strumentazioni, i medici stessi interni al vostro corpo di carabinieri per aiutare la popolazione e per supportare, diciamo, tutta l'organizzazione medica pubblica per la vaccinazione stessa. Questo è possibile farlo? Siete già per cominciare? Vi state organizzando? A livello legale come è possibile farlo? Cioè siete voi che vi concertate con il ministero? Perché sento scandali di tutti i tipi. Chiedono di poterlo fare. Guardiamo Israele, lo fanno addirittura nei bar il vaccino, questo è un po' il concetto. Quindi è evidente che c'è un meccanismo burocratico ben diverso. Come funziona in Italia, che abbiamo una burocrazia complicatissima? Voi riuscirete, secondo lei, in qualche modo a dare questo servizio e a velocizzare, a tirarci fuori da questo difficile momento, perché non se ne può più essenzialmente di non poter neanche mettere il naso fuori o avere questi lockdown entro le 10 e non poter neanche vedere una persona, un amico.
Ma avvocato, devo dire, è molto semplice. Noi abbiamo già avuto le autorizzazioni dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che sicuramente ecco, ha rappresentato anche questa disponibilità ai vertici istituzionali, per cui il personale medico e paramedico, quindi i nostri infermieri, saranno a disposizione delle ASL e metteremo noi a disposizione appunto anche le nostre strutture per agevolare, per aiutare, quindi per accelerare la somministrazione dei vaccini anche al personale che appunto necessita. Non abbiamo difficoltà, anche perché nell'ambito delle nostre strutture sanitarie sono quotidianamente in contatto con le strutture delle ASL a livello appunto provinciale, e quindi c'è uno scambio continuo anche di esperienze e di attività. Quindi siamo facilitati anche da questo canale, per cui sono veramente contento, ecco, anche siamo noi contenti carabinieri di poter contribuire a questa attività, quindi per accelerare questo processo di somministrazione che sia il più rapido e più veloce possibile, in modo tale da consentire di uscire, soprattutto dal punto di vista psicologico, da questa situazione pandemica. Fa molto piacere anche perché l'Italia è nota per tutti i lacciuoli, burocratici che impediscono qualsiasi tipo di organizzazione, per cui sapere che c'è qualche cosa di efficiente e qualche meccanismo che effettivamente funziona ci rincuora, anche in attesa che arrivino i vaccini fisicamente, perché pare che a livello europeo e italiano ci siano parecchi problemi. Se noi confrontiamo l'Italia e l'Inghilterra ha più o meno il nostro stesso numero di popolazione, ma se guardiamo la percentuale di vaccinati in Inghilterra c'è un confronto sconvolgente. Siamo molto, molto, molto indietro purtroppo. Generale Fabrizio Perulli, la ringrazio molto per il suo contributo e spero ci saranno nuove occasioni. Grazie e buonasera. Grazie a lei, avvocato, buonasera a lei e a tutti i nostri eh, persone che ci seguono. Un saluto agli amici a casa e buonasera a tutti. Buonasera. Grazie, arrivederci.